ITT Negrelli, in tanti ci hanno studiato, ma quei luoghi, quelli che si vedono adesso, sono destinati a diventare memoria. Gli edifici che lo compongono saranno completamente demoliti per una ricostruzione totale, tanto che le cubature non andranno nemmeno a sovrapporsi. Grazie al PNRR si era partiti da una quindicina di milioni, con il rincaro delle materie prime se ne spenderanno forse 20 e sarà il più importante intervento edilizio per quanto riguarda la scuola pubblica di tutto il Veneto. Abbiamo una scuola attualmente che ha delle magagne abbastanza consistenti perché non ha il certificato di antisismicità, non ha. Poi abbiamo dei problemi molto forti perché i serramenti attualmente sono veramente decadenti, l'efficienza energetica non c'è assolutamente, quindi il dispendio attuale di questa scuola è veramente molto consistente, per cui è chiaro che avere una scuola all'avanguardia fa bene alla comunità, fa bene agli studenti, fa bene ai docenti, quindi a tutta la comunità scolastica sicuramente. L'inizio dei lavori è imminente e ci vorranno almeno un paio d'anni per arrivare a conclusione, con la speranza, come detto oggi, che almeno gli studenti attualmente nelle prime classi facciano in tempo a completare il loro ciclo di studi in quello che sarà il Negrelli del futuro. Quando si parte con una nuova scuola credo che l'importanza sia sotto gli occhi di tutti perché è un investimento sul futuro, sui nostri ragazzi, il finanziamento è statale, fa parte del PNRR, quindi direi che è una buona applicazione di soldi che arrivano dall'Europa per un investimento nel futuro.